el gale gali gali gambe, 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 kauleza mama sheshi zavo la gama pai zazukele nene mama pati kauleza mama la gama pai zazukele nene mama pati sheshi zavo jonga 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 kauleza mama eie mama hoi. Nel bosco c'è un ometto gentile bel, di porpora al farsetto ed il mantel. Chissà dire chi lo sa, chissà dire chi lo sa, chissà dire chi lo sa, chissà dire chi lo sa. Il ponte la vecchia cori con la cotola piena di fori, fori in cotola in fori, zoppa il ponte la vecchia cori. Zoppa il ponte la vecchia cori con la cotola piena di fori, fori in cotola in fori, zoppa il ponte la vecchia cori. Zoppa il ponte la vecchia cori con la cotola piena di fori, fori in cotola in fori, zoppa il ponte la vecchia cori, fori in cotola, zoppa il ponte la vecchia cori con la cotola piena di fori. Chiara De Santi, Annalisa Ponton, e Elisa Ulia. grazie. Il prodotto che vi presento non è di quest'anno perché ovviamente ancora non è pronto, sono saliti a metà giugno ed è dell'anno scorso. A vederlo è praticamente perfetto, non potrei trovare nessun difetto sia esternamente, mi hanno detto anche del gusto, non l'ho ancora assaggiato, anche il colore è impeccabile e anche la dimensione dei buchi del formaggio. È un formaggio a latte crudo, quindi come veniva fatto nelle vecchie latterie, e l'ERS adesso si sta occupando di un progetto per rilanciare anche di nuovo il formaggio a latte crudo intorno ai 2 mesi. Hanno anche il marchio PDM, quindi prodotto di montagna, perché deve essere prodotto a, mi pare, minimo 900 metri. Di sola pezzata rossa. Questo è un formaggio Malga Montasio, quindi Malga è il nome della malga. Il Montasio invece è un prodotto che è un DOP, è l'unica DOP regionale che viene prodotto secondo a sua volta un disciplinare, esiste un consorzio, quindi tutta una serie di regole, e da
2-3 anni, anche nella malga Montasio fanno proprio il Montasio DOP. La ricotta si ottiene dalla ricottura, da qui il nome ricotta, del siero. Quindi prima abbiamo il formaggio, finito il formaggio quello che rimane in caldaia viene riscaldato, l'aggiunta di un acidificante e poi otteniamo la ricotta. Questa ricotta è una ricotta fresca, quindi prêt-à-porter, diciamo, da mangiare subito da tavola. Il burro viene fatto nella zangola e viene poi impacchettato, vengono fatti i panetti e impacchettato. Di solito non l'ho aperto questo, ma hanno anche dei bellissimi disegni, quindi hanno delle vaschette in legno particolari, viene impacchettato e quindi quando si gira c'è la stella alpina o il cervo, insomma. Così Gabby, così Gabby, così Gabby, ma mi so che lui va.